Leggiamo un passo nel Vecchio Testamento, il profeta Ezechiele, capitolo 37. Ezechiele, capitolo 37, dal primo verso fino al verso 11. Ezechiele, capitolo 37, dal primo verso fino al verso 11. Alleluia. Abbiamo pregato per la sua parola e mi sento fiducioso. Alleluia. Inizio la lettura. La mano dell'Eterno fu sopra di me, e l'Eterno mi portò fuori in spirito e mi depose in mezzo a una valle che era piena di ossa. Mi fece passare presso di esse tutto intorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore Eterno, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore l'Eterno a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Alleluia. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle. Metterò in voi lo spirito e rivivrete. Conoscerete che io sono l'Eterno. Io profetizzai come mi era stato comandato, e mentre io profetizzavo si fece un rumore. Ecco un movimento, e le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi della carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla il Signore, l'Eterno. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi. Vorrei iniziare dal significato di Ezechiele. Significato del nome Ezechiele: Dio fortifica. Ed è anche un bel messaggio, perché ancora oggi Dio sa quanto abbiamo bisogno di essere fortificati da Lui. Alleluia. Ezechiele profetizza in un momento della storia di Israele tragica. Erano deportati a Babilonia ed erano passati già diversi anni. Il popolo si trovava ormai smarrito, e forse anche la fede del popolo verso Dio stava crollando. Ma sapete, Dio interviene sempre al momento opportuno. Amen. Proprio quando sembra tutto svanire, cadere tragicamente, il Signore manda la sua parola. Alleluia. Gloria a Dio. E si usa di questo profeta Ezechiele. Lo porta per spirito fuori, gli fa vedere una valle che era piena di ossa, morti, cadaveri, scheletri. E fa una domanda al Signore al suo profeta, chiamandolo figlio d'uomo: queste ossa potrebbero rivivere? Una domanda esige una risposta.
La risposta del profeta: Signore, tu lo sai. Amen. È vero. Dio sa ogni cosa. Amen. Ma Dio pone una domanda al suo profeta perché credo che il Signore voglia usarsi di persone sicuramente semplici, ma che hanno fede però. Amen. È vero? Amen. Io credo che se la risposta del profeta fosse stata sì, Signore, sì, io ci credo. Alleluia. E Dio sarebbe stato forse più contento. È una domanda che comunque si salva in qualche modo. Dice sì, tu lo sai, Signore. Dio ci aiuta ad avere certezza in noi. Amen. È vero che il Signore sa tutto, ma è anche vero che tutto è possibile per chi crede. Amen. Amen? E quindi il credente dobbiamo essere determinati, piena fiducia nel Signore. Amen. Quando ci accostiamo a Dio, dobbiamo credere che Egli è Amen. e che è il remuneratore di quanti lo cercano. Alleluia. Se io mi rivolgo a Dio e ho fiducia in Lui, il Signore mi darà. Forse non mi darà quello che chiedo, ma mi darà qualcosa di buono per me. Amen. Questa è la mia fiducia. E comunque il Signore voleva operare in favore del suo popolo. E gloria a Dio, perché abbiamo detto Dio è amore. Amen. Nonostante i nostri limiti, Lui ci fa del bene. Alleluia. E questa visione è bella, è importante. Si trovava spiritualmente il popolo come morti davanti a Dio. A volte si attraversano delle circostanze, come credenti, come Chiesa, come popolo del Signore. Viviamo in un mondo perduto, è vero? E a volte ci lasciamo condizionare da questo mondo che va in perdizione e tralasciamo le cose veramente importanti per noi, che sono le cose spirituali, Amen. quelle cose che ci tengono legate a Dio. Alleluia. E piano piano, senza accorgercene, moriamo spiritualmente. Si può anche morire spiritualmente. Ma Dio aveva la soluzione, perché anche quando tutto sembra impossibile, Dio rende possibile Amen. le cose. C'è sempre speranza nel Signore. Amen. Alleluia. E dice così il Signore al suo profeta: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e voi rivivrete. Amen. Amen. La soluzione qual è? Figliolo mio, profeta, uomo di cui io voglio servirmi, parla, profetizza. Profetizzare non vuol dire annunciare il futuro. Profetizzare vuol dire parlare da parte di Dio. È la parola che svela quello che in noi è più occulto e mente alla luce, perché Dio è luce. Amen. La sua parola è luce. Amen. Dice il salmista: è una lampada al mio piede. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Quindi profetizzi ancora oggi. La soluzione per vivere in Cristo, in Dio, è ascoltare ciò che Dio ha da comunicarci. Amen. Ancora oggi siamo chiamati ad annunciare la parola di Dio. Come devono ravvedersi le persone? Qualcuno ha le proprie idee. Formiamo una grande corale, un'orchestra, mettiamo un cantante, vedrai come la gente si convertirà. Io ti dico no, non è così. L'unico modo per convertire le persone è annunciare loro la parola di Dio. Amen. Che poi vengono le corali, chi canta bene, gloria a Dio. Ma se manca la parola di Dio, manca tutto. Amen. Bisogna parlare della parola di Dio. Bisogna parlare di Gesù, Amen. perché Gesù è vita. Amen. Dove c'è morte, Gesù è vita. Amen. Dove c'è buio e tenebre, Gesù è luce. Amen. Amen. Dove c'è freddo, Gesù è calore. Alleluia.
Alleluia, gloria a Dio. Quindi annuncia, di loro che io metterò il mio spirito in loro e loro rivivranno. Gloria a Dio, l'importanza dello spirito è fondamentale. Noi crediamo nello Spirito Santo, nel Padre e nel Figlio. Amen? Amen. E Dio mi deve regare grazia che finché ce la faccio devo sempre parlare dello Spirito Santo. Amen. Perché oggi più che mai è fondamentale il battesimo nello Spirito Santo. Amen. 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 E purtroppo non si cerca più, ci si accontenta della predica la domenica. Sbagliato, Amen. non ti basta. Amen. Sei d'accordo? Amen. Devi vivere l'esperienza di Cristo vivente in te. Amen. Ed è un'esperienza spirituale. Amen. Amen. Devi imparare a stare alla presenza del Signore. Devi starci, così vivrai. Amen. Non puoi vivere solamente di dottrina sporadica. Ascolti ogni tanto la parola di Dio. No. Devi stare immerso nel fuoco del Signore. Amen. La parola battesimo vuol dire immersione. Amen. C'è il battesimo in acqua e immersione in acqua. Il battesimo nello Spirito Santo è immersione nel fuoco del Signore. Amen. E sentirai il fuoco ardere dentro di te. Amen. Sentirai non apatia, ma sentirai il bisogno di dire: Signore, mandami. Amen. Come posso servirti, Signore? Dimmi ciò che vuoi, io lo farò. È questo. Altrimenti ci sarà apatia. Apatia. Diventeremo ossa secche. E Dio non ci ha chiamati ad essere ossa secche. Dio ci ha chiamati ad essere viventi. Eravamo morti nel peccato, abbiamo accettato Gesù, Lui ci ha reso viventi. Alleluia. Amen? Siamo morti al peccato, ma siamo nati di nuovo. È vero? Amen? Gloria a Dio, che bello questo amen. Mi ha tanto incoraggiato. Siamo nati di nuovo. Amen. Non sono più io che vivo, dice un fratello tanto caro di nome Paolo, ma è Cristo che vive ora in me. Amen, Signore, fai così. E questa è l'esperienza di credenti che dobbiamo fare. Alleluia. Perché altrimenti si diventa morti. Gloria al Signore. Sapete, io sono nato in una famiglia di credenti e mi ricordo che con tanta semplicità, da sempre, bastava così poco. Quando il pastore diceva preghiamo il Signore, adoriamo il Signore, già partiva gloria a Dio, amen, Signore grazie, gloria al tuo nome, si parlava in lingua. Si trovava una gioia nel dare gloria a Dio. Amen. E questo fermento era lo Spirito Santo. Alleluia. Amen. Amen. Non sono i morti che lodano il Signore, ma noi viventi. Amen. Se sei vivente, lo si vede. Se sei morto, si vede anche. Ma noi siamo viventi Amen. e lodiamo il Signore. Amen. Diamo gloria al suo nome. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. L'opera del Signore, vedete, è un'opera progressiva. Ascoltate, qual è la profezia? Io vi faccio entrare in voi il mio spirito e voi li vivrete. Metterò su di voi dei muscoli. Farò nascere su di voi della carne. Vi coprirò di pelle. E metterò in voi lo spirito e voi vivrete. Amen. Amen. L'opera del Signore è progressiva ed è completa. Amen. Non è mostruosa. Pensate, delle ossa secche con lo spirito che si muovono. Fanno paura. O no? L'opera di Dio invece è qualcosa di bello a vedersi. È un'opera completa. Alleluia. Non sono ossa che si muovono. Ossa, muscoli, carne, pelle. Lo spirito che fa muovere. Qualcosa di bello a vedersi. E io voglio che il Signore, quando ci guarda, possa dire: che bella l'opera mia. Alleluia.
E quando noi guardiamo all'opera del Signore possiamo dire che privilegio fa parte dell'opera del Signore. Alleluia. Com'è bello servire il Signore. Alleluia. Gloria a Dio. E tutto dipende da quello spirito che viene da Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato dal Signore. E mentre profetizzavo si fece un rumore, ecco un movimento, le ossa si accostarono le une alle altre, io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi della carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Ho fatto quello che mi ha detto il Signore, ho parlato come mi ha detto Lui, si è fatto quello che il Signore ha previsto, ha predetto, però si è fermato, a un certo punto mancava lo spirito. A volte ci accontentiamo come credenti. Sì, non sono più ossa secche, ho dei muscoli, ho della carne, ho della pelle, e questo mi basta. E vivi anni di fede senza l'assillo, Signore, battezzami nello Spirito Santo. È sbagliato. Devi chiedere lo Spirito Santo. Amen. Devi cercare lo Spirito Santo. Amen. Amen, alleluia. E il Signore ti battezzerà. Amen. Perché è fedele. Amen. E allora il profeta dice così, e allora il Signore gli parla ancora e dice, profetizza allo Spirito. Parla dello Spirito. Cerchiamo lo Spirito Santo. Amen. Cerchiamolo insieme. Alleluia. Dio ci dia grazie di fare serate di preghiera, di ricerca dello Spirito Santo. Amen. La dottrina è buona, sì, gloria a Dio, bisogna conoscere lo Spirito Santo. È Lui che vi annuncerà, vi ricorderà ogni cosa, prenderà del mio e ve lo annuncerà. Alleluia. Allora profetizza allo Spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo Spirito, così parla il Signore l'Eterno, vieni dai 4 venti, o Spirito soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, lo Spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Era un esercito grande, grandissimo. Io credo che siamo molto, ma molti di più di quelli che ci vediamo. Dio ha un popolo numeroso Amen. che si sta preparando per il suo ritorno, Amen. che deve prepararsi per il suo ritorno. Alleluia. E io credo in un risveglio della Chiesa. Ci credo. Ci deve essere un risveglio per la Chiesa. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo cercare insieme questo risveglio. Amen. Amen. Alleluia. Ora, per concludere, io voglio leggervi quanto Gesù ci dice sullo Spirito Santo. Giovanni capitolo 14, dal versetto 15. Giovanni 14 dal versetto 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, Alleluia. perché stia con voi per sempre. Amen. Già la presenza di Gesù consolava. Fisicamente era lì Dio. Dio fatto uomo era lì. Ma Gesù doveva preparare i suoi discepoli perché doveva tornare dal cielo dove veniva. E li prepara così, io pregherò il Padre e Lui vi manderà un altro consolatore. Io me ne vado, ma lo Spirito Santo sarà con voi per sempre. Come vi ho consolati io, Lui vi consolerà. Amen. È lo Spirito della verità.
Lo Spirito Santo non può essere spirito di menzogna. Lo spirito di menzogna appartiene al nemico, a Satana, al diavolo, lui è bugiardo. Ma la verità appartiene a Gesù. Amen. È lo spirito della verità che il mondo non può ricevere. Cosa vuol dire? Il mondo, per come va, per come cammina, per come sceglie di vivere, non può ricevere le cose sante di Dio. Ma siamo la Chiesa, noi, che possiamo ricevere lo Spirito Santo. Perché? Perché innalziamo il nome di Gesù. O no? Offriamo il nostro culto a Dio, lo preghiamo. Amen. Ci allontaniamo dalle cose del mondo per santificare, appartarci per il Signore. Allora noi possiamo ricevere lo Spirito Santo. E il mondo non lo può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Alleluia. Amen. Amen. Sapete la differenza di con e in, no? È con noi, ma può essere anche esterno. Ma in voi vuol dire dentro di me e dentro di te. Alleluia. Alleluia. Non vi lascerò orfani. Tornerò a voi. Torna, Signore Gesù. Questo dice la Chiesa. Lo Spirito del Signore questo ci fa bramare. Il ritorno di Gesù. Tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Gloria a Dio, che bella sensazione, che bella verità. Gesù è nel Padre, il Padre è nel Figlio e i suoi discepoli sono in Lui, in Cristo. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e noi siamo uniti. Amen. Alleluia. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Manifestati, Signore, nella mia vita. Amen. Manifestati, Signore. Cerca la manifestazione di Cristo vivente nella tua vita. Amen. Alleluia. Alleluia. Illuminami, Signore, quando leggo la tua parola. Quante cose imparo. È una vita che sento meditazione e che predico, ma quante cose imparo ogni volta. Gloria a Dio. E io voglio dire, Signore, insegnami ancora. E più mangio di questa parola, divento goloso. Ancora, Signore, dammi un'altra verità. Dai, Signore, ancora, illuminami. Gloria a Dio. Alleluia. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Amen. Grazie Gesù. Amen. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Alleluia. Leggete ancora. Leggete. E dopo cercate lo Spirito Santo. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo chinare il nostro capo.